Buongiorno Barbara Braghilla, Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia, 82esima edizione. Siamo qui al Lido e allo spazio della Regione del Veneto sono stati presentati anche oggi vari progetti, tra cui quelli di Ferdinando De Laurentiis, che è un regista, sceneggiatore, produttore, insomma, adesso ci racconterà lui della sua conferenza e tra l'altro lui è delle parti mie, provincia di Rovigo, giusto? Esattamente, sì, sì, no, sono proprio di Rovigo, sono nato a Rovigo, poi vabbè, insomma, comunque lavoro in Polesine in maniera trasversale. Allora io cedo il microfono e lui ci racconterà di questi progetti, prego. Allora, niente, stranamente al Festival del Cinema oggi abbiamo presentato una radio che si chiama Radio NP, Noi Protagonisti, o Noi Polesani, che siamo noi protagonisti, che è una radio di qualità che si basa su testi, montaggio, insomma, in stile un po' vecchia Rai, ecco, vecchio Radio 2, che insomma io da lì nasco, da lì vengo e quella è la mia mamma. E praticamente c'è questa radio che deve essere un vettore di idee e di informazione dove partecipa la regione, partecipa l'Università Popolare, partecipano i Lions, partecipano altre istituzioni e è aperta a chiunque abbia delle cose importanti da dire per il Polesine proprio a livello comunicativo, quindi da medici, professionisti, psicologi, ma poi c'è anche divertimento, ci sono programmi di intrattenimento, varietà, musicali. Ecco, le musiche sono tutte originali, sono tutte o mie o dei miei collaboratori che formo strada facendo. Perfetto, lui insomma ha fatto tanti progetti molto interessanti, è molto conosciuto, c'ha un curriculum anche molto importante. Adesso insomma siamo qui in questo meraviglioso spazio della Regione del Veneto e io ti faccio i migliori auguri Grazie. e magari insomma ci saranno anche occasioni per rivederci e ritrovarci e chissà mai magari anche per avere delle collaborazioni, insomma la vita ci riserva tante sorprese. E il mondo è E il piccolo, mondo il è mondo è piccolo. piccolo. Allora, Barbara Braghilla, Empatico Giornale e Ferdinando De Laurentiis, ciao. ciao. La radio, ricordiamola? Radio NP, noi protagonisti, www.radionp.it. Ciao! Ciao.